quando costruisci un team cerca sempre quelli che amano vincere. Se non riesci a trovarli, allora cerca quelli che odiano perdere. Buonasera a tutti, benvenuti dal palazzetto Giancarlo Biasin di Illasi. Un grazie iniziale alla società Val di Illasi che ci ha permesso di essere presenti questa sera con questa diretta di Val di Illasi Leonicena. Benvenuti ai vostri microfoni, come sempre il vostro Giulione, regia di Alexis che sta arrivando in questo momento. Leonicena che si presenta in completo Total Black e i portieri Total Yellow Giallo Canarino. Padroni di casa invece presenti in maglia totalmente bianca per un favore alla squadra ospite, portieri completamente rossi. Salutiamo quindi le due formazioni, andiamo anche a leggervele. Stavolta partiamo dalla Leonicena. Ecco qui uno spaccato di quello che potrebbe essere. Con Solaro in porta, Benetti centrale, davanti Alex Della Monica, Lorenzo Nocera e Vincent Thomas i due laterali. A disposizione Longo, Manuel Della Monica, Marco Boconcello, Sergio Ferrante, Domenico Nocera, Fabio Corato, Mirko Fattori. Andiamo velocemente anche a raccontarvi quella che è la formazione avversaria, in grafica la formazione ideale. Vi leggiamo anche i padroni di casa: 1 Casagrande, 2 Espinosa Cortés, 3 Bottaccini, 4 Venturini Riccardo, 5 il capitano Diego Venturini, 6 Marcello Dal Corso, 7 Moise Gino, 9 Gabriele Verzi, 10 Francesco Esposito, 12 Rizza Daniele, 14 Errauti Sham, 22 Davide Tomasi. Siamo pronti già per andare in diretta con questa gara. Tutto pronto, tutto pronto. Siamo pronti a dare il via, le due squadre sono già pronte. Un caloroso abbraccio anche al pubblico presente oggi e quello che ci sta guardando questa sera. Partiamo subito in cronaca e c'è subito la conclusione di Dylan Benetti. Venturini col pallone al fratello Esposito. Cerchiamo di raccontarvi la partita subito. Andiamo anche a raccontarvi quelle che sono le reali formazioni in campo. Leoni con Solaro, Benetti, Corato, Alex Della Monica e Lorenzo Nocera. Risponde invece la formazione di casa con Esposito, Verzi, Riccardo e Diego Venturini. In porta il classe 93 Davide Tommasi. Ricordiamo che questo è un vero e proprio fortino per il Val di Illasi, non ha mai perso qui quest'anno. Avanti, avanti subito, infatti c'era subito una possibilità di andare a rete con Riccardo Venturini, che è il capocannoniere di questo Val di Illasi, secondo in classifica. Venturini si libera di Corato, Riccardo Venturini, gran botta di Verzi, ci mette il corpo Lorenzo Nocera. Ci aspettiamo una gara veramente difficile questa sera contro la seconda forza della classe. Davvero tanti gol messi a segno da questo Val di Illasi che fa di tutto per andare a rete, calcia dappertutto. L'arbitro della serata tra l'altro è Andrea Dalla Costa di Schio, un arbitro espertissimo per una gara molto difficile e molto interessante e complicata. Val di Illasi che occupa la seconda piazza, quarta piazza invece per i nostri Leoni. Le due squadre arrivano dopo 2 vittorie, una vittoria a testa per la verità. Qui Alex Della Monica, Alex Della Monica, Alex Della Monica, c'è Nocera, subito risponde presente Tommasi, poi succede di tutto e si salva Tommasi anche sulla conclusione di Corato. Un'occasione per parte per le due formazioni. Dicevamo, le due squadre arrivano da una vittoria a testa. Illasi vittorioso in terra vicentina per 3-1 a Cresole. Leoni che invece hanno vinto con brividi ma anche tanto merito in casa con la formazione del Real San Piero.
qualche piccolo problema per il classe 96 Gabriele Verzi, che esce anche zoppicante dal campo, quindi primo cambio subito per il Valdillasi. Entra Manuel Bottacini, uno di quei giocatori che vorresti avere dalla tua parte e mai come avversario, davvero fortissimo. Prende il suo posto di pivot sul lato invece il numero 10 Esposito, un altro giocatore che ha avuto molte sfortune ma dalle qualità indiscutibili. Benetti, Lorenzo Nocera ha lo spazio, proverà a calciare, calcia. Tomasi risponde presente, viene chiamato lo schema di calcio d'angolo per la Leonicena, risponde presente Esposito, Leonicena in avanti. Nocera prova a calciare di nuovo, Riccardo Venturini col piede, la palla esce ma la rimessa è appunto per la Leonicena. Qui Alex Della Monica con il classico numero 3, qui calcia sopra la testa, difesa da Davide Tomasi. Sono passati già quasi 4 minuti in questo primo tempo di questa sesta giornata di andata. Ricordiamo il Lasi che non ha mai perso in generale. Qui gran botta di Lorenzo Nocera, scheggia il palo alla sinistra di Tomasi. Ancora Nocera, gran botta, un po' velleitaria alla destra dell'estremo difensore numero 22. Oggi completo rosso, calzoncino nero e calze nere. Venturini apre la ricerca del fratello. Lorenzo Nocera presente. In porta il nostro San Mario dal Misano. In completo tolta Yellow. Benetti e poi Alex Della Monica. Lorenzo Nocera, Benetti, qui riparte Lillasi ma la palla esce, quindi rimessa laterale. Sarà dei Black Lions, il numero 14 Lorenzo Nocera. Benetti che lancia qui sulla nostra postazione. Ripartiamo con una rimessa e sarà per Lillasi con Esposito, Bottacini, poi Esposito in avanti ma Benetti col corpo. Rimessa laterale Leonicena. Lorenzo Nocera apre su Corato copre ancora su Nocera, gran botta, nessuno tocca il pallone e la palla si incanala al fondo tra i piedi e le mani di Davide Tomasi. Qui il capitano Venturini risponde presente, il Coraz, il numero 32, subito in rete nella prima giornata, poi tanto sacrificio. Davvero interessante la gara di stasera, che potrebbe far immaginare scenari davvero interessanti. Qui Corato gioca su Nocera ed eccolo qua signori, segniamo subito. Torniamo in diretta, 1-0 Leonicena al minuto 6 e 21. Ci ha pensato ancora lui, Lorenzo Nocera, tra i maggiori marcatori della nostra squadra ospite di questa sera. Ancora Nocera, davvero una spina nel fianco, finalmente ha trovato la rete alla sinistra di Tomasi Davide. Nel frattempo è arrivato il mio compagno di giochi. Ciao Alexis, ben arrivato. Ciao Ilenia, ben arrivata. Sono arrivati anche i nostri dirigenti un po' bloccati nel traffico. Possiamo andare quindi a raccontarvi con serenità questa gara di campionato. Dicevamo, sesto minuto e qualcosa. Prima rete ed è la rete di Lorenzo Nocera a 6-14 in una gara che sarà tutt'altro che facile per i nostri leoni, in un campo che è davvero molto difficile. Ricordiamo che Lillasi non ha ancora perso quest'anno, ricordiamo inoltre che proprio in questo campo ha costruito tutte le sue fortune, anche un po' fuori diciamo, ma questo è veramente un campo difficile e anche difficile da giocare, è veramente un campo che per chi gioca in casa fa la differenza. Eccolo qui, infatti.
Raccontavamo di quanto è difficile giocare in un campo di questo genere, ci ha pensato Francesco Esposito a ricordarcelo al 7:37, pareggio, una partita che salvo situazioni intricate si giocherà veramente fino all'ultimo minuto. Gran botta dalla distanza di Esposito che pareggia i conti con un'ottima conclusione alla destra di San Mario dal Misano. Leoni che provano a scrollarsi di dosso questa rete subita. Tra l'altro il confronto vede nettamente sfavorita la squadra di Alessio Martinelli, che tra l'altro abita qui vicino. 3 vittorie e un pareggio per il Valdillasi e 2 sono sconfitte importanti proprio qui al Giancarlo Biasin di Via Cadene. Un 7-0 qualche tempo fa e l'anno scorso sogni di gloria frantumati da un ottimo 5-2. San Mario dal Misano cerca ancora Corato qui in 2 tempi. Davide Tomasi lancia lungo su Bottacin alla ricerca di fortuna, ma ripartono i Leoni prima con Nocera, prima con Alex Della Monica e poi con Nocera. Sempre 1-1 qui al Biasin di Illasi. Entra anche il nostro capitano al numero 10, MVP della scorsa settimana, Alex Della Monica. Gran botta qui, si prova il tiro al bersaglio in un campo così piccolo ma anche così intenso come il velluto blu di Illasi. Qui Nocera recupera palla su Venturini, sarà sua la rimessa laterale. Vanzan, Benetti, Vanzan cercato da Benetti, fa buona guardia a Bottacini. Nocera ancora può calciare, stavolta risponde presente Tomasi, ha inquadrato il numero 14 che si porta a 4 reti in campionato. Benetti in rimessa laterale, tra l'altro panchina davvero fornita da entrambe le parti. Facciamo giusto un paio di nomi nella panchina dell'Illasi: Moise ma soprattutto Marcello Dal Corso ha il numero 6, temuto, rispettato, e si cerca sempre la speranza che non ci sia. In realtà Marcello è davvero un giocatore assolutamente fuori categoria, fa davvero la differenza. Leoni che rispondono con nomi veramente interessanti: Domenico Nocera, Marco Bocconcello, ha iniziato benissimo il campionato, Manuel Della Monica e il nostro oggetto misterioso ha il numero 9, si sta togliendo la casacca adesso, si chiama Mirko Fattori, ha regalato i 3 punti contro il Real San Piero facendo esplodere il palazzetto di Montebello. Schermaglie interessanti in questa prima parte del primo tempo, siamo a 11:30, sempre 1-1. 1-0 Lorenzo Nocera, 1-1 Esposito al 7:37. Eccolo qui Esposito col numero 10. Ripartono però i Leoni con Alex Della Monica che cerca Vanzan, presente a difendere la propria porta il nostro amico di tante battaglie Diego Venturini. Qui una nuova botta di Lorenzo Nocera potrebbe essere la soluzione in più per la squadra di Alessio Martinelli. Tomasi, Esposito, Venturini alla caccia del pallone. I nostri Leoni recuperano una rimessa laterale. Qui Alex Della Monica si salva su Mario Consolaro. Vanzan calcia. Siamo sui 2 metri fuori dalla porta di Tomasi. Qualcuno però l'ha toccata, quindi calcio d'angolo con probabile schema per la formazione di Alessio Martinelli. Dylan Benetti calcia, risponde presente Tomasi.
Lancio lungo alla ricerca di quel mattacchione di Bottacini. Quanti gol sul rilancio per il numero 3 classe 94, uno dei fautori di questo Illasi, potremmo dire dei miracoli. In realtà è almeno 3 anni che la formazione bianco-azzurra è tra i primi posti in classifica. E anche quest'anno un secondo posto dopo 5 giornate disputate. È entrato anche Mirko Fattori, qui Riccardo Venturini. Esposito, cambia veramente poco l'Illasi, in attesa probabilmente di un maggiore lancio di fiato. Leoni che però devono assolutamente pensare alla prossima gara e cercare di giocare pallone su pallone, poiché la partita non finisce veramente mai qui. Gran palla di Benetti su Mirko Fattori che guadagna un calcio d'angolo. Qui non c'era col 14 Thomas Van Zan. Benetti alla ricerca di Fattori, i due non si capiscono, quindi rientra la formazione di Mister Martinelli. Lancio lungo, qui Bottacini di testa, Mario Consolaro pronto. Qui Mirko Fattori. Lorenzo Nocera alla ricerca del numero 9. Cambio, entra anche Manuel Della Monica. Cambia anche quello che è il sistema di gioco di Mister Martinelli. Lancio lungo dell'Illasi, mette giù la palla Esposito. Venturini, Riccardo. Esposito. Venturini, Diego. Riccardo, Esposito alla caccia del pallone, si mette di mezzo Mirko Fattori, palla in mezzo, grande parata di Mario Consolaro sul primo palo, ripartono i Leoni, palla troppo lunga per Mirko Fattori, si rimane 1-1, i minuti sono 15. Molto interessante anche il fatto che la partita è assolutamente giocata pallone su pallone, ma in maniera assolutamente corretta. Siamo 0-0 coi falli e siamo al 15° minuto di gioco, con due squadre che non sono cattive, ma sono sicuramente intense e molto calde. Nel frattempo lascia il campo Gabriele Verzi, a lui auguriamo solo il meglio, speriamo non sia nulla di grave per il classe 96, ha giocato veramente 2 scampoli di partita, gli auguriamo di riprendersi presto. Benetti, Van Zan calcia, palla fuori, alla ricerca della montagna di Giancarlo Biasina, uno scalatore molto molto importante da queste parti. Benetti, Manuel Della Monica, palla che si impenna, ma è rimessa del portiere per l'arbitro di schio di questa sera, espertissimo. Qui alla ricerca di Venturini, però calcia Manuel Della Monica, si mette di mezzo Esposito e anche Venturini, grande sacrificio del capitano dell'Illasi, Manuel Della Monica, gran botta, palla che rimbalza sul palo tra le mani di Tomasi, occasione per i Leoni. Qui Riccardo Venturini viene messo giù, ma non è fallo, quindi Dylan Benetti, qui probabilmente potrebbero non esserci gli estremi, ma i Leoni vanno avanti. E si salva l'Illasi, ma Venturini ancora alla ricerca con Bottacini, gioca a memoria l'Illasi. Tomasi, lancio lungo, Manuel Della Monica, qui Bottacini alla ricerca di Riccardo Venturini, la palla esce, calcio d'angolo, il Val di Lasio. Tutto pronto, Esposito, Venturini che calcia, Manuel Della Monica ci mette il corpo, la palla è di nuovo in calcio d'angolo. Qui altra botta, ma stavolta Manuel Della Monica risponde presente. Nuovamente palla all'Illasi. Venturini, Leoni che bloccano il gioco. Illasi, Bottacini alla cerca di Esposito, qui risponde Benetti, Manuel Della Monica, Mirko Fattori, Benetti,
Manuel Della Monica viene contrastato da Bottacini, si gira il numero 24, Mirko Fattori pronto a tirare, la palla esce, viene deviata, rimessa, richiesta dalla Leonicena. Ci prendiamo una piccola pausa. Ripartiamo dopo il time out richiesto dai Leoni. Riparte il Valdillasi. Valdillasi ancora ha fatto anche il suo ingresso in campo il numero 6, Marcello Dal Corso. Vediamo se cambierà la partita con lui. Venturini Riccardo. Venturini Diego. Gira Marcello Dal Corso a creare gli spazi per la formazione di casa. Riccardo Venturini. Alto Mirko Fattori che contrasta Diego Venturini, c'è la possibilità. Mirko Fattori, gran palla su Vanzan. Fuori Tomasi. Viene fischiato il fallo e anche dato un giallo per il primo fallo della partita. Non ha avuto dubbi la guida arbitrale, il signor Dalla Costa di Schio, con tutta la sua esperienza, lo ricordiamo anche in Serie B nel 2016. Possibilità di andare a rete per i nostri Leoni. Ci pensa Vanzan. 21esimo minuto. Vanzan. Non c'era, calcia! Si supera Davide Tommasi. Mirko Fattori, calcia ed eccolo qui la gol di Thomas Vanzan! Due a 1 della formazione leonicena. Ci ha pensato Thomas Vanzan, il nostro numero 10 di giornata, MVP della scorsa settimana con il Real San Piero. Davvero intensa il pressing della formazione di Mister Martinelli. 2 a 1 i Leoni in vantaggio al Biasin di Lasi. Non c'era Manuel Della Monica. Thomas Vanzan, autore della rete del vantaggio leonicena del 21esimo minuto. Per lui è la quinta rete stagionale. Qui non c'era, altra botta. Grande riflesso, ottima parata del numero 22 di casa. Ottima risposta alla botta di Lorenzo Nocera. Mirko Fattori. Lorenzo Nocera. Ancora una botta. Lo ha capito Riccardo Venturini, classe 2001, a opporsi alla botta di Nocera. Qui viene messo giù, viene dato un vantaggio e anche la rete!
3-1 al 22 e 41 va a segno la Leonicena, tra l'altro con un secondo fallo per il Valdillasi. C'era un vantaggio, poi non c'era sfruttato la situazione, ha portato al doppio vantaggio la Leonicena. Risultato davvero importante, soprattutto perché l'Illasi è una squadra che non molla mai, una squadra che è 3 anni ai vertici della classifica, seconda in classifica. Proviamo a dare una metro della squadra di casa mentre stanno sistemando il tabellone luminoso. L'Illasi l'anno scorso ha fatto 51 di differenza reti in casa. Abbiamo anche paura a dirlo, una vera macchina da gol. Si riparte. Siamo anche 2 falli a 0 segnati, 3-1 Leonicena in questo primo tempo di questa sesta giornata di andata di campionato, dove i Leoni stanno facendo tutto il possibile per contrastare quella che è una formazione forte come il Valdillasi. Manuel Della Monica, Mirko Fattori, Manuel Della Monica ha la possibilità, ora Mirko Fattori, la palla viene toccata e quindi c'è calcio d'angolo. No, la palla viene recuperata da Tommasi, che riparte quindi con il calcio dal fondo. Venturini alla ricerca del fratello, ma non c'era, ci mette il piedone anche un po' acrobatico. 25 minuti, ma ci sarà sicuramente un minimo recupero dato dal signor Dalla Costa di Schio. Mister Martinelli che catechizza i propri. È entrato anche Alex Della Monica, ma la palla viene recuperata da Esposito. Grande possibilità per il numero 10, la palla però esce e è una rimessa dal fondo per la formazione di Mister Martinelli. Qui non c'era, palla che combatte ed esce, rimessa laterale, sarà per la Leonicena. Maglia Total Black questa sera, mentre risposta dell'Illasi in completo Total White. 25 di gioco, Manuel Della Monica ancora su Lorenzo Nocera, viene stoppato da Riccardo Venturini. Manuel Della Monica, Mirko Fattori si gira, risponde presente Esposito. Possibilità per l'Illasi, ma ci mette il piedone Manuel Della Monica. Sembra un flipper questa sera. Grande botta di Marcello Dal Corso. Risponde presente San Mario dal Misano, classe 2005. Ci prova in tutti i modi il Valdillasi a riaprire la gara. Manca ancora tantissimo. Esposito. Venturini qui. Possibilità per Alex Della Monica, esce Tommasi, non c'era, Mirko Fattori, Manuel Della Monica, fratello Alex, Lorenzo non c'era, posizione di ultimo uomo, il numero 14 su Manuel Della Monica, Alex Della Monica, davanti viene contrastato da Esposito. Manuel Della Monica su Lorenzo non c'era, Alex Della Monica. Lorenzo non c'era, la possibilità, calcia, ora Manuel Della Monica sul lato, Mirko Fattori viene contrastato da Dal Corso con tutta la sua esperienza, ma Mirko Fattori, che in passato ha fatto anche l'attaccante, riesce a difendersi. Qui gran botta di Alex Della Monica, provvidenziale Davide Tommasi, complimenti, è il secondo o il terzo importante intervento del numero 22, però c'è anche il legno colpito dai Leoni. Riccardo Venturini, Diego Venturini, il capitano. Esposito, il numero 10, si rifugia in Diego Venturini e risposta presente di San Mario dal Misano. Stasera Total Yellow, qui gran lancio recuperato dall'altro portiere. Succede anche questo in un campo come quello di Illasi. Qui conclusione di sinistro.
di Marcello Dal Corso. Siamo a 28 più recupero. Mirko Fattori. Manuel Della Monica viene contrastato da Riccardo Venturini. Allora Manuel Della Monica mette il turbo, viene contrastato da Riccardo Venturini che guadagna una rimessa laterale. Entrata anche per Marco Bocconcello da San Bonifacio, il classe 2002. Diego Venturini. Francesco Esposito. Marcello Dal Corso. Qui recupera palla. Marco Bocconcello. Recupera invece Marcello Dal Corso. Bravissimo, grande palla, ma in mezzo c'è Alex Della Monica a coprire e la palla esce. Rimessa di Tommasi su Diego Venturini. Prova subito a accelerare la formazione di casa. I Leoni però stanno conducendo al 29esimo minuto. In virtù delle reti messe a segno da Nocera, numero 2, e Thomas Van Zan. Rete del pareggio anche per Francesco Esposito con il numero 10. Esposito. Riccardo Venturini recupera palla, Bocconcello, bravissimo. Benetti. Passa a Nocera. Nocera, gran palla su Alex Della Monica. Si difende Esposito, riparte Lillasi, Riccardo Venturini per Diego. Riccardo. Francesco Esposito. Marcello Dal Corso al centro, ma recupera Alex Della Monica con la sua eleganza e guadagna anche una importante rimessa laterale. Bocconcello controstato, qui Nocera. Dal Corso copre con tutto il corpo su Benetti. Si riparte proprio Dal Corso con il numero 6. Si continua a giocare, ci sarà sicuramente almeno un minuto di recupero, poi è da verificare la questione legata al tabellone e anche al, purtroppo, infortunio di Gabriele Verzi. L'Illasi ha la possibilità per andare a rete, provarci. Gran botta di Venturini e poi Nocera a lanciare distante. Siamo 3-1 al Biasin di Illasi. Leonicena in avanti. Riccardo Venturini ora. Marcello Dal Corso. Diego Venturini. Marcello Dal Corso danza sul pallone. Esposito. Dal Corso nella sua posizione ideale di centrale. Ora si allunga ma recupera palla Nocera, attentissimo. Diego Venturini. Riccardo Venturini, capocannoniere di questo Illasi con 3 reti. 4 le ha fatte con il gol di oggi Esposito. Venturini. Riccardo Venturini. C'è un contrasto con Bocconcello. Per l'arbitro è semplicemente rimessa Illasi. Diego Venturini, il capitano, gioca su Marcello Dal Corso. È entrato anche Corato a dare manforte alla fase difensiva e per l'arbitro finisce qui solo un minuto aggiuntivo. Finisce il primo tempo, siamo 3-1 Leonicena, vi diamo le reti. Minuto 6-14 Lorenzo Nocera, pareggio 7-37 Esposito. Nuovo vantaggio 21-09 Thomas Van Zan e terza rete 22-41 per Lorenzo Nocera. Noi adesso andiamo a prenderci un tè caldo perché il Lasi fa veramente freddo. Ci vediamo più tardi.
Benvenuti, siamo ritornati. Non c'era il tè caldo, ma c'era un ottimo caffè, quindi ci siamo un po' ripresi. Davvero davvero freddo qui a Dillasi. Tutto pronto per la seconda parte di questa partita. Eccoci, cambia qualcosa Lillasi con l'entrata in campo di Erraut Hisham. Ha fatto anche le fortune della Leonicena per un anno, per poi rientrare vicino a